Finalmente un amministratore siciliano che si interessa di mobilità, soprattutto di quella ferroviaria. Il Ponte sullo Stretto è una chiave di lettura per il futuro della Sicilia. Già oggi potremmo essere in ritardo su quello che è il futuro della Sicilia, anche se il ponte fosse realizzato. Ma bisogna realizzarlo a prescindere, perché sennò saremmo tagliati fuori per sempre. La Sicilia è 20 anni indietro rispetto all'Italia e l'Italia è 20 anni indietro rispetto all'Europa. Quali sono le sue posizioni e quali potrebbero essere le prossime iniziative che può intraprendere sia l'assessorato alla mobilità e trasporti e anche l'Arse? Ma io credo che le posizioni mie personali del governo Musumeci sono ben note. Noi siamo perché la infrastruttura del ponte sullo Stretto venga fatta al più presto, venga reinserita nel piano strategico delle opere pubbliche dello Stato italiano, perché rappresenta sicuramente un anello centrale, un'opera strategica non soltanto per la Sicilia e per la Calabria, ma per l'intera Italia e quindi anche per l'Europa. Noi dobbiamo guardare in prospettiva quello che succederà nei prossimi 20 e 30 anni, quando l'Africa sarà diversa, quando il Mediterraneo sarà diverso e quando la Sicilia e la Calabria avranno necessità di relazionarsi con il resto d'Italia e anche con il resto d'Europa. Detto questo, stiamo lavorando per mettere finalmente a regime il sistema infrastrutturale ferroviario. Abbiamo avviato i lavori del raddoppio ferroviario della Catania-Palermo, i primi 40 km da Bicocca sino a Catena Nuova. Abbiamo già depositato i 5 restanti progetti per portare il raddoppio sino a Fiumetorto e quindi Termimerese per arrivare a Palermo. Ma in più siamo riusciti a far approvare il progetto del raddoppio ferroviario dai ministeri dell'ambiente e dei beni culturali. Aspettiamo l'ultimo parere del MIT e quindi alla fine di settembre riteniamo di poterlo mandare in gara. È l'opera da 2 miliardi e 300 milioni che consentirà appunto di congiungere il raddoppio ferroviario da Fiumefreddo sino a Giampilieri e quindi a Messina. Questo però che significa? Che se da un lato mettiamo in campo azioni di rafforzamento della rete ferroviaria ma anche di miglioramento della rete autostradale, vorrei ricordare che sono partiti i lavori di riasfalto, di ripavimentazione della Catania-Messina ma anche della Messina-Palermo e quando fra un anno finiremo tutto ciò è chiaro che poi dovremo collegare la Sicilia e quindi le nostre infrastrutture con il resto d'Italia. Se non c'è il ponte a nulla serve l'alta capacità, a nulla servono i nuovi treni che abbiamo portato l'anno scorso 5, ne stiamo portando altri 7 quest'anno, i treni che sono i più innovativi, i più moderni. Se poi questi treni arrivano a Reggio Calabria o arrivano dalla Sicilia a Messina, devono essere spezzati, scaricati su una nave e devono essere poi trasferiti o a Reggio Calabria se provengono da Messina oppure a Messina se provengono da Villa San Giovanni o da Reggio Calabria. E questa è la situazione veramente difficile. Su questo noi ci battiamo e riteniamo ancora una volta che il ponte sullo Stretto rappresenti la chiave di volta per tutta la Sicilia, per la Calabria ma anche per il Mediterraneo. Assessore, una preghiera che le chiede l'Associazione Ferrovie Siciliane è quella di intervenire nel frattempo che si realizza questa importantissima infrastruttura, di chiedere ai RFI di velocizzare il traghettamento dei treni sullo Stretto di Messina. Si viaggia in media circa di 2 ore dall'arrivo a Messina alla ripartenza a Villa San Giovanni. Noi attraverso una proposta abbiamo realizzato qualcosa di interessante e il treno può viaggiare anche sotto un'ora, quindi in un'ora si può traghettare sullo Stretto di Messina. Chiediamo alla Regione Siciliana e quindi in questo caso a lei se può interferire con RFI in modo da cercare di velocizzare questa tempistica, perché è importante ridurre già un'ora il traghettamento, non è cosa da poco, e soprattutto se è possibile ridurre le fermate da Villa San Giovanni a Roma. Quindi chiediamo, le chiediamo questa preghiera affinché lei possa intercedere con RFI e cominciare a interloquire anche con Trenitalia affinché si possa realizzare questa cosa. Allora dobbiamo dire che parliamo di intercity notturno e diurno, quello a cui voi fate riferimento, e questa la competenza non è più regionale ma è nazionale, cioè sull'intercity e quindi sullo stretto, sulla tratta Reggio o Villa San Giovanni Roma, spetta allo Stato, al Ministero, sono loro i committenti e sono loro che devono procedere all'adeguamento, all'aggiornamento, alla modernizzazione della tratta e se vogliamo anche delle fermate con Trenitalia più che con RFI.
ma in questo senso a settembre vorrà dire che istituiremo un tavolo tecnico per capire se i tempi di percorrenza e di attraversamento potranno essere ridotti e come potranno essere ridotti. In questo senso siamo ben pronti a raccogliere le aspettative, le istanze e le proposte utili non soltanto per la Sicilia ma anche per il resto d'Italia. Elevare anche gli standard, un po' come è stato fatto con i treni pop che sono arrivati in Sicilia da circa un anno, quindi che non sono treni regionali comuni, ma sono treni regionali che danno anche informazioni ai viaggiatori, un display e altre cose, quindi ecco, bisogna anche avere questa stessa attenzione che c'è stato già nella regione siciliana per quanto riguarda i treni regionali. È chiaro che noi oltre al miglioramento della infrastruttura stiamo lavorando per il miglioramento della innovazione del materiale rotabile, cioè dei treni su cui i passeggeri sono chiamati a viaggiare. In questo senso il livello, lo standard di qualità che si offre è salito di gran lunga negli ultimi 2 anni, tant'è che la stessa Lega Ambiente nel fare la propria relazione annuale non ha potuto non constatare i miglioramenti che ci sono stati nel servizio. Vorrei ricordare che tra il 2019 e il 2018 è stato un aumento di passeggeri di 1.200.000 nuove utenze. Questo significa che il treno è apprezzato e che il treno viene frequentato. Vorrei ricordare che nei primi 2 mesi del 2020 rispetto ai primi 2 mesi del 2019 c'è stato un ulteriore aumento di altri 210.000 passeggeri in appena 2 mesi. Immaginatevi, significa che qualcosa sta funzionando in termini di qualità, di servizi e se vogliamo anche di puntualità. C'è ancora molto da fare, lavoreremo ancora per migliorare ulteriormente il servizio, lo faremo non soltanto con Trenitalia come RFI, ma lo faremo sicuramente per dare un servizio di mobilità su ferro ai siciliani di gran lunga migliore rispetto al passato. Grazie Assessore. Grazie a voi.